Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo, operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky, specializzato in legamenti e ritorni d'amore, telefono 33 8 7 59 22 14. Oroscopo della settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019. Nella settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 giugno i segni d'acqua sono piuttosto attivi sul piano amoroso e trascorreranno bellissime serate accanto al partner. Il lavoro è in forte recupero e anche se ci sono stati rallentamenti sarà possibile concludere buoni affari. In amore i segni di terra stanno attraversando un periodo poco tranquillo a causa degli eccessivi impegni di lavoro. Tuttavia, con una persona fidata sarà possibile superare tutto al meglio. I segni di fuoco durante la settimana saranno un po' confusi e anche la relazione di coppia potrebbe risentirne. I cuori solitari invece potranno fare nuovi incontri molto interessanti. In questa settimana le coppie dei segni d'aria possono guardare al futuro con ottimismo, mentre chi ha avuto una crisi avrà tante occasioni per avere chiarimenti. Sul lavoro la settimana potrebbe essere frenetica e saranno tanti gli impegni da affrontare, ma ci sarà la grinta giusta per vincere. E adesso scopriamo l'oroscopo settimanale segno per segno dal 17 al 23 giugno 2019. Ariete. Amore, sarete particolarmente confusi durante la settimana e anche la vostra relazione di coppia potrebbe subire un calo. Giovedì sarà la giornata perfetta da passare con il vostro partner, ma per quanto riguarda gli altri giorni non saranno tutti rose e fiori. Andrà meglio per i cuori solitari che grazie a qualche nuovo incontro troveranno il sorriso e forse anche l'amore. Lavoro, questa settimana sarete molto perplessi e distratti. Sul luogo di lavoro sarete incerti sul da farsi e avrete difficoltà a capire su quale progetto lavorativo cimentarvi. Cercate di fare mente locale e di risolvere il problema. Cogliete il fine settimana per concedervi una pausa e riprendete le forze in vista di ulteriori impegni che vi attendono. Toro. Amore, sarà una settimana intensa sul fronte sentimentale, ci saranno tanti progetti in ballo e molti riguarderanno le coppie che si accingono a convolare a nozze. Potranno esserci accumuli di stress a causa dei tanti impegni, ma riuscirete a fronteggiarli. I single che hanno avuto una relazione nel passato potranno invece rendersi conto di avere ancora un legame. Lavoro, la vostra settimana sarà incentrata sul lavoro. Non guardate a questo aspetto in modo negativo, poiché riuscirete a portare rapidamente a termine i vostri progetti lavorativi e ad ottimizzare al meglio i guadagni. Già dall'inizio della settimana avrete a che fare con un'impennata lavorativa senza precedenti, per cui rilassatevi quando potete. Gemelli. Amore, la settimana prevede momenti emozionanti per molti del segno, che potranno coronare i sogni che hanno sempre desiderato. Tuttavia, meglio non fare le cose di fretta e prendersi il tempo per riflettere. Al momento avete bisogno di una bella vacanza per ristorarvi. Buone notizie in arrivo per chi aspetta l'amore, anche se flirt e avventure non mancheranno di certo. Lavoro. Potrebbero esserci dei momenti privi di motivazioni durante la settimana, soprattutto sul campo lavorativo. Meglio cercare di caricarvi il più possibile. La prima metà settimana ci saranno alcuni segnali di ripresa, mentre nella seconda la stanchezza e la pigrizia potrebbero sopraffarvi. Cancro. Amore, questa settimana sarete particolarmente attivi sul piano amoroso. Avrete voglia di uscire con il vostro partner per passare serate indimenticabili serate, ma dovrete attendere la seconda metà della settimana per dedicarvi meglio della coppia. Fine settimana molto rilassante anche per i single, conquiste e flirt non si conteranno. Lavoro, la settimana segnala un buon recupero per il Cancro, anche se Saturno in opposizione costringe i nati del segno a doversi scontrare con ostacoli e rallentamenti. Martedì sarà la giornata ideale per concludere un affare particolarmente complicato, tuttavia andrà a buon fine e potrete tirare un sospiro di sollievo. Leone. Amore, questa settimana non vi farete mancare nulla, e oltre ai successi lavorativi ci sarà anche tanta passione a livello amoroso, soprattutto dal venerdì in poi.
Le stelle proteggono ogni iniziativa e ci saranno tantissime sorprese. Se siete single non siate troppo diffidenti nei confronti delle nuove conoscenze, il vostro fascino farà breccia nel cuore di chi vi è vicino. Lavoro, sarete instancabili e svolgerete tutte le mansioni che vi assegneranno durante la settimana senza fiatare. Non mancheranno ovviamente i successi e forse un'inaspettata promozione. Giove protegge soprattutto chi è determinato e deciso a mettersi in gioco. È un periodo vantaggioso anche dal punto di vista finanziario. Vergine. Amore, in amore ci sono state delle perplessità recentemente e le difficoltà del lavoro possono aver minacciato la vostra tranquillità emotiva. Riuscirete comunque a recuperare il rapporto con la persona amata e potrebbe essere l'occasione giusta per i single di corteggiare un potenziale partner. Per tutti ci sarà un fine settimana da sballo. Lavoro, nel lavoro questa è una settimana che porta soluzioni. Le difficoltà ed i disagi del passato possono essere superate e chi è stato in tensione per nuove responsabilità adesso sta meglio. Se avete vicino una persona fidata allora il recupero sarà ancora più facile. Nel fine settimana concedetevi una pausa. Bilancia. Amore, in questa settimana le coppie che si amano possono guardare al futuro con ottimismo, mentre le storie in crisi saranno ancora messe in discussione. Andrà meglio il fine settimana, quando per molti la passione sarà alle stelle, ma dovrete chiedere chiarimenti per stabilizzare la vostra relazione. Lavoro, sarà una settimana molto movimentata per i nativi del segno, ma bisognerà chiarire quali sono gli impegni che dovrete svolgere. Ci sono maggiori spese da gestire, e proprio per questo motivo è importante ottenere le giuste conferme. Non mancheranno momenti di stress che potranno creare malumori con i colleghi. Scorpione. Amore, settimana di rinascita per la vostra vita sentimentale, anche qualche discussione per i figli o per questioni economiche saranno inevitabili. Ad ogni modo, apprezzerete ciò che avete e cercherete di mantenere il più possibile l'armonia. Notizie in arrivo per i single, alcune nuove conoscenze potranno essere decisive. Lavoro, sarete pignoli, anche nelle situazioni in cui non dovreste esserlo. Sarà una settimana in cui tirerete fuori il vostro carattere, potrete stringere nuovi accordi ed è il momento giusto anche per chi ha intenzione di rafforzare la propria condizione o migliorarla magari elaborando nuove strategie. Si può risolvere un contenzioso e le tensioni riguardanti soci e colleghi possano essere superate. Sagittario. Amore, questa settimana sarete molto passionali nei confronti del partner, la situazione sentimentale è particolarmente rosea e vivrete momenti molto emozionanti. Qualche difficoltà potrà presentarsi nei giorni centrali, ma vi avvierete verso un weekend abbastanza positivo, che potrete trascorrere fra coccole e carezze. Anche i single vivranno una bella settimana, ci saranno incontri fortunati. Lavoro, ad inizio settimana avrete molto da fare sul fronte economico e lavorativo, ma ci saranno anche tanti giorni in cui potrete dare voce alla vostra creatività. Grazie al vostro umore affronterete tutto senza problemi e riuscirete anche ad organizzarvi per dedicare del tempo a chi vi circonda. Capricorno. Amore, questa settimana sarete meno nervosi rispetto alle precedenti, in amore ci sono tante belle novità. Sarà possibile trovare compromessi ed accordi anche se ci sono state delle separazioni, quindi ci saranno tante occasioni per poter fare pace. I single potrebbero anche mettersi in gioco e cercare la loro anima gemella. Lavoro, questa settimana potrete raccogliere i frutti di ciò che avete seminato e avere anche altre opportunità per raggiungere altri traguardi. Saturno ed Urano continuano il transito nel vostro segno, determinando cambiamenti non sempre facili da gestire, ma che potrete superare con la vostra grinta. Acquario. Amore, avrete imparato che sarà meglio pensare prima di parlare e agire per il meglio. Meglio dunque concentrarsi su ciò che dovete dire, soprattutto per non ferire il partner. Cautela anche nelle amicizie, evitate malintesi e vivrete tranquilli. Il fine settimana si preannuncia abbastanza allegro e anche i single potranno godersi qualche giorno di relax. Lavoro, avete l'opportunità di creare nuovi equilibri e opportunità per il vostro futuro lavorativo.
Chi cerca di voltare pagina avrà le occasioni giuste per fare qualcosa di più appagante e gratificante. Tuttavia, potrebbero esserci situazioni in cui dovrete adeguarvi alle circostanze, magari per paura di osare. Pesci. Amore, non sarà una settimana molto impegnativa sul fronte lavorativo, per cui avrete abbastanza tempo da dedicare al partner e agli affetti. Non perdete tempo e uscite, avrete modo di recuperare anche un rapporto in crisi e di programmare le vacanze. Favorite gli incontri per i single, saranno perfetti per scacciare una volta per tutte quella malinconia che proprio non vuole andare via. Lavoro, settimana senza troppe sorprese sul lavoro, avrete abbastanza tempo per organizzarvi e dedicare qualche giorno anche al riposo. Avete già lavorato molto in passato, ma comunque non cullatevi sugli allori e non perdete l'occasione di stringere amicizie che possono tornarvi utili.